Amici bellini, bentornati. Ho sbobinato, me l'avete chiesto in tanti perché ovviamente è stata una conferenza bomba e non so quanto verrà lungo questo video perché non potendo io tagliare i respiri sarà lungo quanto sarà. Io sono a Napoli, sento il rumore dello stadio che si sta per riempire, c'è questa partita, o di Scapoli a Mogliano, una partita di beneficenza con le leggende del Napoli. Ma la cosa importante è parlare del futuro, perché ADL a chiusura di questa conferenza dice proprio testualmente, dice adesso dobbiamo i nomi, no? Quanti sono i nomi? Dice stasera scatta il gong, senza sapere il cataclisma che succede tra il Milan, perché a Juventus ce l'aspettavamo, ma il Milan no. E quindi, visto che in questi 2 giorni che io sono stato anche meno attivo, si è parlato assiduamente di Allegri e tutti i giornali, Sky, eccetera, eccetera, hanno insistito, Allegri, molto Allegri, pole position, Allegri. Io, basta guardarsi due video fa, che vi dissi, italiano è quello forse più logico per una serie di motivi. Non avrebbe senso un nome come Allegri, specialmente quando, se parliamo del gioco, del bel gioco, il non gioco è già un conto e già andiamo in grossissima difficoltà. Se a questo non gioco ci aggiungiamo che non arrivano nemmeno i risultati, perché era il minimo sindacale arrivare tra le prime 4 e prendere il posto Champions, diventa impossibile giustificare una scelta di un gestore, quello che come volete chiamarlo voi, insomma così, che veramente ci metterebbe in grosse difficoltà, perché adesso si stanno accasando, si stanno riempendo varie panchine. Vi ricordate? Cioè basta ricordare, non dobbiamo tornare indietro all'anno scorso, quando pure si facevano i nomi con Conte in bilico. Si è fatto il nome Sarri, è sicuro Sarri? Non è vero, non era sicuro Sarri, Atalanta. Perché lui non vuole venire, perché De Laurentiis non l'ha chiamato, resterà lettera morta questo, ognuno può pensarla come vuole, anche perché sedersi sulla panchina del Napoli adesso non è facile, non sarà facile e bisognerà capire il profilo che arriverà, che tipo di status ha e che tipo di prospettive ci porta, perché questo è un tema di questa conferenza. Conferenza tra l'altro dai contenuti che vanno analizzati, adesso lo facciamo. Lasciate un like, scusatemi, mi dimentico perché poi da Napoli è più complicato. Lasciate un like, è l'orario giusto questo per fare i video, non lo so. Quindi lo status, no? Cosa si porta un allenatore con il suo nome e cosa chiede poi la piazza. Poi bisogna capire quale piazza, perché Conte è stato molto chiaro. E quindi calma con Allegri, io vi richiamo alla calma, perché vi richiamavo alla karma, il karma per Sarri che va all'Atalanta, magari si legge di Gattuso alla Lazio, si percepisce Palladino in questo momento in bilico appeso, mettiamolo là come eventualità se italiano non dovesse poi concretizzarsi. E sul Milan si parla di Iraola, non lo so, io non ho giudizi su Iraola perché non ho visto neanche una partita e da me sentire frasi fatte per sentito dire non lo sentirete mai. Io se vi parlo di un allenatore è perché ho i dati o perché ho visto le partite e con i dati noi abbiamo visto che Grosso, forse Fiorentina, Sarri, Allegri sono quelli col PPDA più alto, quindi tutti allenatori che aspettano gli avversari e che giocano di rimessa e che non ti vengono ad aggredire. Poi lo sviluppo che fanno del calcio, ognuno lo fa in maniera diversa e quello dipende anche molto dai giocatori che hai. Punto e a capo per quanto riguarda le prospettive. Ora, questa conferenza, che insomma divide, ho letto varie cose, insomma, varie opinioni anche al riguardo, ne sono usciti male tutti e due, qualcuno ha detto non mi è piaciuta proprio, non mi è piaciuto niente. Vediamo, parliamone, perché adesso che sbobiniamo insieme diamo anche dei giudizi. Comincia con Lombardo che ringrazia DAZN dicendo che deve aver accettato questa conferenza in maniera particolare, e DAZN chiede partiamo da Bologna e si rivolge a Conte. Già De Laurentiis fa una smorfia e si gira verso Lombardo che interviene e dice no, ma chiediamolo ad ADL, cosa hai pensato?
E già qui io non capisco il perché. Se la domanda era verso Conte, perché Lombardo interviene e fa parlare di ADL di una cosa che riguarda Conte? Perché il post Bologna non riguarda ADL, riguardava Conte. E infatti ADL comincia a parlare, ad aprire le parentesi. Io non lo so se le potete vedere, guardate, tutte le volte che apre le parentesi e ne apre un'altra e non la chiude mai. Sono tutte parentesi aperte e lì si fa difficile se non sbobbini, perché De Laurentiis a ruota libera lo sappiamo che è così. Le smorfie di Conte, che ci fanno capire delle cose. Comunque, De Laurentiis dice, vabbè, capita a tutti un momento forse di grande delusione, probabilmente Conte ha pensato, deve dire così, perché che significa? Perché far parlare lui? La piazza che pretende troppo, io sono bravissimo, Conte avrà pensato, ma non faccio miracoli, lo pregai, dissi io, di prendersi 2 settimane sabbatiche, già interviene Conte, dice no, una, perché poi una, riposati, sì, perché 8 giorni, poi alla fine sono 2, va bene, però è sfiziosissimo, cioè se tu estrapoli questa conferenza come format, fai conto che non è una conferenza di addio, ma un format dove ci sono 2 personaggi così grossi, perché Conte e De Laurentiis sono 2 personaggi enormi, che alla stessa domanda poi magari intervengono anche l'uno sull'altro anche con rispetto, perché i rumori fortissimi a Napoli, già odio tutti, però è una bomba, cioè se ci regalassero questi tipi di contenuti ci sarebbe da divertirsi veramente. Però purtroppo a volte, troppo spesso, si sceglie la via del silenzio, che a me non piace. Insomma, è così, pregai, prenditi una settimana di pausa, 2 settimane, riposati, e poi apre la prima parentesi. Io anche un mese fa, Conte mi chiama e dice siamo amici, e visto che siamo amici, apre un'altra parentesi, perché poi è vero, perché alle Maldive ci siamo conosciuti 15 anni fa, apre un'altra parentesi, perché poi io ho chiesto, ma hai un nutrizionista? Perché quando poi è venuto io poi mi sono portato questo nutrizionista che poi, apriamo parentesi, non è che è proprio un nutrizionista, non è che poteva operare come nutrizionista, era più un consigliere. Apriamo una parentesi, uè bello, tutto a posto, perché avrà visto qualcuno che va bene. Apre un'altra parentesi che riprende il discorso, i cicli possono finire anche anticipatamente. Drin, perché poi arriva la telefonata del rompicoglioni, il che, vi assicuro, non ero io. In copertina magari ce lo metto, me che telefono mentre c'è questa conferenza, ma spegnilo il cellulare, Presidente. Poi può capitare che ti dimentichi, può capitare che non sai togliere la suoneria, con l'iPhone è difficile, non lo so se ma pure io ho difficoltà, o la tolgo sempre togliendo tutte le notifiche, oppure abbassare la suoneria non è così immediato. Però nel momento in cui ti chiamano 1 volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte, 6 volte, 8 volte, 9 volte, lo vogliamo spegnere che questa dovrebbe essere una conferenza di un certo livello, di una squadra che è di un certo livello? No, il telefonino continuerà a squillare finché non lo consegna nelle mani di Lombardo, che in quel caso fa bene a stemperare un attimo la tensione e dire ma chi è che ti chiama, nel senso spegni. E insomma, drin, i cicli finiscono, ma questa è casa tua, se non sei sereno a Napoli non può essere, perché il Napoli non può essere il PSG, il Barcellona, il Bayern, visto che il budget non è comparabile. Apriamo un'altra parentesi, il campionato italiano, la qualità se ne scende, apriamo un'altra parentesi, la Federcalcio, gli arbitri, i procuratori, il governo, drin, il ministro dello sport, Giovanni, perché poi deve metterci in mezzo Giorgetti, insomma si aprono parentesi incredibili, arriva il discorso che Conte lo interrompe, dice non lo spegniamo però il telefonino, non lo spegniamo, con calma, arriva il rompicoglioni, procuratore, e qua Conte fa un primo intervento tra le righe, che molti hanno notato e che insomma sta girando sui social, che dice magari è qualche procuratore che ti sta telefonando per qualche rinnovo. Frase sarcastica che però sta a significare che anche Conte si è reso conto che alcuni procuratori hanno un potere, non solo su De Laurentiis ma in generale sul calcio italiano, ma noi sappiamo le cose nostre, sappiamo di alcuni giocatori che magari non hanno grande mercato, ma i loro procuratori fanno quello che devono fare per farli stare nella loro comfort zone, magari con aumenti, magari anche ad una certa età. È roba di questi giorni, insomma, di un rinnovo a sorpresa di Spinazzola. Ma se il Napoli deve svecchiare, anche questo non lo capirei. Il problema che io capisco è che tornano
tantissimi giocatori dal prestito, il Napoli deve capire quello che ha in mano proprio per capire dove potrà ridistribuire il budget, dove li prenderai questi soldi. Quindi calma, quindi non lo capisco questo rinnovo a Spinazzola, ma ci arriveremo. Quindi con tutte queste parentesi aperte, poi Conte interviene e dice no, rispondo io perché non andiamo avanti, non ce n'è stata nessuna risposta sul Bologna, se non il fatto che Drin Drin continua a squillare mentre risponde Conte. Io non farò mai campionati anonimi, ero pronto a farmi da parte perché qualche acquisto evidentemente non aveva legato col gruppo e non stava facendo quello che si doveva fare. Ci siamo chiariti, il gruppo, quindi Conte, mentre ammette che qualcuno degli acquisti, e lo ammette anche con se stesso, perché questo è importante, non è che Conte dice gli acquisti che non ho voluto io non sono andati, anche secondo me quelli che ha voluto lui, vedasi Lang, Lucca, secondo me anche acquisti suoi, tu poi li vedi lavorare con te e non funziona, non è detto che debbano funzionare per forza. E insomma, ci siamo chiariti tutti sulla stessa barca e siamo poi ritornati Supercoppa, eccetera, eccetera, e secondo posto, che non era scontato, e questo è importante. Non ho chiesto mai niente al presidente, dice Conte, nel senso che non è che lui si siede per chiedere del progetto e con la paura di un ridimensionamento molla la barca, perché anche questo si è detto. No, non è questo che ho chiesto al presidente, sono io che gli ho detto che ho fallito, e qua ho fallito nel senso che sento che il ciclo è finito e dice ho fallito perché non sono riuscito a non vi ho ricompattato, non ho compattato l'ambiente, i veleni, quelli che mettono zizzania, e i falliti, riferendosi ovviamente Conte a quelli che hanno remato contro in maniera anche disonesta, perché si può fare la critica a Conte e su questo canale le abbiamo fatte di campo le critiche, anche a livello comunicativo, quando per esempio a me non è piaciuto quel discorso sul secondo posto primo dei perdenti, poi è rientrato. Sul campo abbiamo visto le partite che non ci sono piaciute, ma andava fatta con una certa onestà, cosa che Conte non ha sopportato per un like su un post o in alcune trasmissioni, quindi non è solo una roba di social, perché ho visto molti giornalisti rizelarsi, anche giornalisti che io apprezzo, e dice ma se Conte se ne va per un paio di like sui social non ci siamo, eccetera eccetera. Ogni volta che si tocca la categoria, i colleghi dei colleghi, che non sono colleghi miei, si sentono sempre presi in causa e si difendono tra loro, è un classico. Era fondamentale per lottare con le solite tre di essere tutti compatti, ma per me allenare il Napoli è stata una soddisfazione, un onore, un prestigio, ringrazio ADL, il tifoso mi ha capito e questa è la cosa più importante che Conte si porta dietro. Parentesi, ho ricevuto un video dove Conte diceva le stesse identiche parole a fine ciclo Inter. Quindi questo non è una cosa che riguarda solo noi, è una cosa che è un exit strategy di Conte. Quindi lo dobbiamo accettare per quello che è. Sappiamo anche che è vero, che non è una scusa. Non so se anche a Milano hanno fatto questo, però ricordo benissimo il video di Neschio, del mio collega Neschio, vinci e vattene, spaccando la scrivania con la sua mano. Quindi evidentemente c'era del malcontento a fine ciclo con l'Inter, anche nonostante la vittoria finale. E andiamo avanti. Due cose hai stimolato, interviene De Laurentiis, dice non avere tonalità di condivisione è un fatto tutto italiano. Conte dice più o meno la critica costruttiva va bene, ci sta, ma hanno criticato anche l'anno scorso, il che se tu vinci uno scudetto che è il quarto della tua storia e comunque ti senti le critiche, ma non è tanto per un fatto di gioco, cioè, ma se tu stai venendo all'11° posto, già lottare per quello scudetto doveva essere una cosa che ti doveva dare un po' di credito. Ve lo ricordate il credito che demmo a De Laurentiis post scudetto Spalletti? Quando le cose tra la scelta di Garcia e qualche scelta di mercato non ci convincevano tantissimo, noi abbiamo detto aspetta, diamo un po' di credito, perché De Laurentiis anche con altre scelte impopolari, via Mertens, via Insigne, via tutti quelli là, ci hanno portato lo scudetto, quindi diamo credito, ed è un credito che Conte probabilmente si aspettava, non solo quest'anno ma dopo la cavalcata che ti porta anche lo scudetto, lui si aspettava un pochino di cuscino su cui sedersi. Non ti puoi sedere a Napoli e lo abbiamo capito. Si hanno detto, interviene ADL, dice ma Ancelotti, hanno criticato Ancelotti dicendo che è un bollito, e qua Conte con un po' di orgoglio, una frase anche forse evitabile dal mio punto di vista, però vera,
Dice sì, vabbè, Ancelotti però è andato via e poi non ha vinto. Io ho vinto. E questa è una carta che lui si può giocare sempre, perché Conte vince. E non c'è dubbio, ha vinto a Napoli. Un mare di cazzate, vabbè, De Laurentiis se ne esce sempre così. E dice, senza infortuni avresti rivinto. E qua Conte, qua non te lo aspetti. Dice, non è vero, non è detto. Dobbiamo dare i meriti all'Inter. Comunque venivano da una finale di Champions e si sono rinforzati sul mercato. E Conte, però dice De Laurentiis, però in Europa ha fatto meno di 2 anni fa. E Conte risponde, ma comunque hanno fatto un passo più di noi. Quindi sotto questo punto di vista ammette di essere stato inferiore all'Inter e non c'è dubbio. E dice, magari, dice pure un'altra cosa, che qualcuno l'ha utilizzata come attacco a Conte e lui la fa sua. Dice, magari senza infortuni, magari saremmo stati fuori dalle prime 4, perché comunque gli infortuni ci hanno compattato in quel momento di emergenza. Abbiamo scoperto altri giocatori. Lui sa benissimo che probabilmente senza alcuni infortuni e alcune scelte, per esempio il Vergara che ti esplode quando perdi Neres, avremmo potuto anche non vederle. Quindi secondo me questa esperienza di Napoli Conte lo fortifica. La prossima volta che Conte si siede su una panchina ha anche quest'altra esperienza da portarsi dietro e secondo me non è poco, oltre alla gestione degli infortuni. Sono stati 2 anni comunque fantastici, bene, chiudiamo con positività, mi auguro in futuro i falliti non faranno così, se non si è compatti, e riporta il discorso del 10° posto e di un gruppo che lui ha trovato, che era rimasto traumatizzato. E non c'è stata poi gli chiedono sulla telefonata, non c'è stata una telefonata, ci siamo incontrati e dice ADL, se ci ripensi questa è casa tua. E Conte chiude con Napoli comunque con De Laurentiis in buone mani, avete visto quello che si è fatto in questi anni. Gli chiedono a Conte anche della nazionale, sono tutte chiacchiere perché si parla anche di Guardiola, ma lo può fare, la federazione può accollarsi un allenatore top e secondo me qua parla anche di lui, perché lui dice Guardiola comunque si porta dietro un suo stipendio, ce lo possiamo permettere in Italia un allenatore come Guardiola? Aggiungo io, o come me, nel senso che se poi mi chiamano mi dovete garantire una certa cosa, ma non lo so se questo accadrà, perché poi Conte dice pure può essere pure che io mi fermo, mi riposo e vado a riposarmi a Los Angeles, perché è proprio qua, dice devo prendere un top e interviene De Laurentiis che parla ancora di Malagò, quindi questa spinta a Malagò, tutte le panchine sono occupate, dice Conte, quindi può essere anche che io mi vada a riposare ad LA perché mi ha invitato e dice ci andiamo a vedere i mondiali insieme a Los Angeles. Per Napoli, perché questa poi è la cosa che interessa a noi ringraziamo e salutiamo Conte e guardiamo al futuro, De Laurentiis si dice calma adesso, abbiamo 30 calciatori, pochi innesti, e qua è dove ci mettiamo paura, che servono pochi innesti, poi apre un'altra parentesi, ho detto a Giovannino, devi rifondare il calcio in Inghilterra, apre un'altra parentesi, perché poi lo Tito col paracadute, la Serie B, la Serie A, le squadre, poi qua De Laurentiis dice le squadre fisiche, cioè lui vede nelle squadre piccole, squadre fisiche che poi gli mettono in pericolo i calciatori, dice poi mi infortuni un calciatore, a me non mi sta bene, e poi anche se non investono e non sono all'altezza di fare la Serie A, comunque può capitare che puoi perdere, e non gli sta bene perdere, e invece tu devi essere più bravo di battere queste squadre fisiche, perché è lì che si vincono i campionati, battendo tutte le piccole, e poi anche se stecchi un paio di scontri diretti, l'Inter lo dimostra, e questa è una cosa che abbiamo detto tanti anni fa su questo canale. Insomma, si aprono parentesi sulla Premier, sull'Arsenal che ora è primo, che però dice Conte, guarda che l'Arsenal è investito da morire, non è che c'è equilibrio solamente in Premier, l'Arsenal è investito tanto, anche più del City, il governo ha dato 1,5 miliardi di sterline all'Arsenal, non è vero, qua De Laurentiis fa un po' di confusione di numeri, di opportunità e di cose, mette in mezzo il governo inglese che gli dà in gestione degli appalti di case, diventa complicato, si aprono parentesi, non si chiude. Pensavo di potermela godere, dice Conte, fatemi finire a me e poi mi alzo e me ne vado a livello di risultato, ma la mia persona sposta, senza coppe, obbligo scuffette, che è quello che ci avevano detto l'anno scorso, non c'è le coppe, c'hai Conte, devi vincere per forza lo scudetto. Quest'anno quelle senza coppe, mentre a noi dicevano quest'anno obbligo Champions, quelle senza coppe tutti a posto le hanno
li hanno tranquillizzati, no vabbè ma la Champions, e adesso però bisogna dire che non andare nemmeno in Champions dovrebbe essere un fallimento. Ho dovuto girare la manovella a 2000 perché altrimenti non avremmo manco fatto la qualificazione in Champions. Auguro di ripetere bienni come questo. E qual è stato il giorno più bello, il giorno più brutto? Lo scudetto, sia nel campo che in pullman, perché poi quella festa, perché mai io ne ho vinte qualcosa nella mia vita, ma non ho mai festeggiato così una vittoria con i tifosi nella mia carriera. Il più brutto, Bologna, e c'erano due strade: o fare lo scemo, far finta di niente, e là sprofondi probabilmente, o devi alzare il problema, lo devi mettere sul piatto e così lo hai risolto a tutti gli effetti. È molto difficile fare i video con questi rumori, ma ce la faremo. Voi siete ancora collegati? Grazie, siete i miei eroi. Un commento tattico con scritto sotto, non ti preoccupare, siamo con te. Il fondo americano, poi chiedono qua, vabbè, chiude Conte dicendo sì, 2 anni comunque tu arrivi prima, per 2 anni prima davanti a Milan e Juve, e all'Inter un anno sì, un anno no, quindi non è poco. Il fondo americano, De Laurentiis riporta notizie del 2017 dove gli offrirono 900 milioni di dollari. Nel 2021 gli arabi gli offrirono 3,5 inclusa la Firmauro. Io continuo a non capire che senso avrebbe. Cioè tu ti prendi tutta la roba di De Laurentiis o hai un interesse su un progetto calcistico? No, mi prendo tutto quello che fa De Laurentiis. E De Laurentiis dice ma sono i miei giocattoli, non mi potete togliere tutto. E poi bisogna avere cuore oltre che ai soldi, perché serve anche uno che come me, per fare intrapresa, questo è un nuovo termine, imprenditore che fa presa e non fa l'imprenditore o il prenditore, adesso parla di intrapresa, che penso sia un'italianizzazione di entrepreneur. Come si dice entrepreneur? Entrepreneur. Si dice così. Ritmo, Babi, ritmo, se no il video non viene. Intrapresa non solo per i soldi. Apriamo una parentesi sul sindaco juventino. Lo stadio il giorno prima, solo uno con attributi come me avrebbe potuto tenere testa in questa situazione. Ho trovato un terreno di 38 ettari, la Kuwait lo sta bonificando, sono interessati, posso fare io lo stadio da 70.000 posti. L'America's Cup, mi viene da ridere se penso a Bagnoli, è chiaro il ragionamento, a me non è chiaro, ma forse è chiaro per chi vive a Napoli, mi viene da ridere, eccetera, eccetera. Tira a campà, questo è il motto che avviene a Napoli in Italia. Quanti nomi, e si chiude qua, quanti nomi, stasera scatta il gong, gli altri cosa fanno? E questa è la frase che un po' più preoccupa tutti noi, perché dice non sempre la fai da padrone, e dobbiamo capire, dobbiamo anche rispettare quello che dovranno fare gli altri, perché 4 vanno in Champions e quindi avranno un modo di investire, e altre 2 avranno meno possibilità. Lui forse si riferiva a Milan e Roma, con Juventus e Como fuori, l'idea che magari la Juve potesse all'improvviso saltare con qualcuno così, non lo so, ma la grande novità che tutti non si aspettavano è che Allegri non è stato licenziato dal Milan, e quindi i rientri dei giocatori con un altro, magari non erano contiani, ma con un altro tipo di gioco potrebbero andare benissimo. E poi c'è tutto il fatto, ma la Juventus non sta giocando, perdono a tavolino, vabbè, eccetera, eccetera, poi alla fine hanno giocato, ma sono fuori. Quindi ragazzi, con molta calma, io lo avverto un po' di friccicore nell'aria, che insomma c'è un po' di paura per il futuro, io direi di stare tranquilli. Quello che mi sento di dire è che Allegri no, per favore no. Se viene un profilo tipo quello di Italiano, secondo me si possono fare delle cose interessanti, perché almeno non fa parte di quella schiera di allenatori un po' più vecchi come stile di gioco, fa parte di quell'altra schiera là, Fabregas, Gasperini, Italiano, il che però va visto con una squadra di rango, bisogna capire se regge, perché devi reggere l'impatto di Napoli ambiente. Devi cominciare bene, che sia Italiano, Palladino o chi per lui, e devi portare avanti un certo discorso. Se arriva un Italiano, io non credo che la piazza gli chiederà di vincere lo scudetto subito, quindi si potrà essere un po' più morbidi nei giudizi iniziali, però so benissimo che non avrà nemmeno le spalle larghe per tenere testa a queste problematiche e rimanere credibile nello spogliatoio, perché questa secondo me è sempre la cosa più importante. Allenatore di credibilità, che quando ti dice che devi correre, corri, ed era quello che noi chiedevamo dopo il 10° posto. Poi se avete cambiato idea e volevate un allenatore invece che gli faceva fare più riposo
e che li gestisse meglio perché così non si infortunino, eccetera, eccetera. È una bella capriola, mi fa piacere che siete tutti trapezzisti, però io credo che era quello che ci aspettavamo e siamo andati anche forse oltre quello che si poteva chiedere a Conte, che il primo anno vince, il secondo arriva secondo, e non tanti allenatori hanno fatto questo tipo di percorso. Io non sarò vedovella, accetterò, non Allegri, cioè Allegri non lo accetto, ma chiunque arriverà mi siederò a fare analisi e con grande calma, con grande karma, che questa potrebbe essere una nuova cosa, il grande karma, che poi se non stai attento il karma ti torna dietro. Da New York, no, da Napoli, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, perdonate il video lunghissimo da telefonino, non so quanti ne arriveranno perché devo fare il mio dovere, ma mi fa piacere rimanere in contatto con voi, non vi preoccupate, si andrà sempre avanti, però spegnetelo il telefonino se dovete fare una conferenza.